Euroregioni News. Polizia locale, scioperi e lamenti per il Friuli Venezia Giulia. Il problema è rappresentato principalmente dal trattamento economico. Si è trattato del primo sciopero regionale della polizia locale in Friuli Venezia Giulia, con una partecipazione, secondo i sindacati, di oltre l'80%. Il punto principale della protesta era la riduzione a meno di un terzo dell'indennità d'arma, ora che vanno in servizio armati. Tra gli invitati alla manifestazione di protesta c'era Riccardo Prisciano. Sono stato contento dell'invito ricevuto dal sindacato della polizia locale di partecipare a questo sciopero generale. Ho partecipato con immenso piacere e lì mi sono assunto l'impegno solenne dinanzi a tutti che nel prossimo consiglio regionale porterò avanti le loro istanze che sono istanze di buon senso, perché la sicurezza non è soltanto degli operatori ma è soprattutto dei cittadini che sanno di poter avere operatori sereni, e quindi porterò avanti queste istanze per far sì che la polizia locale torni ad avere la dignità di cui una forza di polizia deve avere per poter lavorare serenamente, per poter lavorare per i cittadini. Quindi la legge regionale, se dovessi essere eletto in consiglio regionale, la legge regionale inerente alla polizia locale, mi siederò al tavolo insieme a tutte le forze sindacali della polizia locale e insieme la riscriveremo come meglio si potrà fare. Quindi questo è il mio impegno solenne: porterò i sindacati delle polizie locali in consiglio regionale a scrivere manu propria la legge che riguarda loro stessi in realtà, quindi chi meglio di loro potrebbe fare il bene dei propri uomini. Da Cividale del Friuli per Euroregioni News, Marco Mascioli. Euroregioni News.